Ma i vaccini, come documentato dalle pubblicazioni scientifiche e dalla validazione degli enti regolatori, sono molto efficaci. Si considera un vaccino efficace quando protegge dalla malattia nel 50% dei casi, quindi questi sono dall'80 al 90 al 95%. Per quanto riguarda somministrazioni, logistica, distribuzione, questo è un altro problema. L'industria farmaceutica italiana è la prima in Europa come prodotto, oltre 34 miliardi di euro, ma largamente sono farmaci di cui è scaduto il brevetto oppure è una lavorazione a conto terzi. Però l'Italia, come industria farmaceutica e in genere come industria manifatturiera, ha un'alta specificità e un'elevata qualità nella produzione, quindi ottimizzazione dei processi produttivi. Quindi l'industria farmaceutica italiana dovrebbe convertirsi anche per produrre farmaci innovativi come i vaccini e i biofarmaci. Io non parlerei di ondate, un'ondata si ha quando una prima fase si estingue e ne parte un'altra, questo non è mai avvenuto, il virus ha circolato sempre, oggi stanno circolando come circolava un anno fa delle varianti e alcune di queste stanno prendendo il sopravvento perché sono più contagiose, non è né più né meno che un meccanismo evolutivo del virus, questo non significa che il virus sia più letale o più virulento. In Veneto c'è stata una discesa progressiva, una diminuzione dei casi di ricovero in ospedale e in terapia intensiva, siamo arrivati a una fase di lento plateau e adesso forse c'è una ripresa dovuta anche in Veneto alle varianti che fanno conto di circa il 30-40% dei casi incidenti. E siccome sono più contagiose, questo è indubbio, per una modifica della struttura della proteina di superficie che riveste il virus, che lo fa infettare le cellule riconoscendo il recettore cellulare, ecco, questa modificazione fa sì che il virus contagi tutte le fasce di popolazione, però resta il fatto che i giovani, soprattutto da 0 a 10 anni, si infettano poco, si ammalano molto poco e anche trasmettono meno.